salutare il buon Jerry Mbakogu, del quale sono molto felice perché è un giocatore che ritengo forte, un giocatore che ha una motivazione particolare nell'aver sposato Padova. Mi rende anche felice il fatto che dopo la prima chiacchierata mi ha detto subito di sì, perché mi ha detto il mio sogno è giocare a Padova. So che ho avuto qualche piccolo problema e frainteso in passato, ma il mio sogno è sempre stato quello di vestire la maglia del Padova, e dopo un minuto che ci abbiamo parlato mi ha chiamato il suo agente e mi ha detto io vengo a Padova perché voglio salvare il Padova. È un giocatore che probabilmente in un'altra situazione probabilmente non sarei riuscito a portare a Padova, ma vista la situazione, viste le motivazioni del giocatore, sono particolarmente felice che lui abbia accettato la nostra proposta e sono convinto che abbia le motivazioni, le caratteristiche e le qualità per darci una grossa mano per tirarci fuori da questa situazione non bella di classifica. Adesso lasciamo la parola a Jerry. Ciccio, dai, comincia tu con le domande. Cioè io me lo ricordo forte, torni, sei fatto la Serie A, sei fatto la B ad alto livello, ecco, io la cosa che ti chiedo innanzitutto come stai, questo ginocchio che aveva avuto qualche problema, e se chiariamo un po' una volta per tutte questa cosa che riguarda la Juve Stabia, se non ricordo, così mettiamo una bella pietra sopra. Sì, io buongiorno a tutti, e prima di tutto sono veramente molto felice di essere qui. È stata una mia scelta, una scelta di cuore venire a Padova, perché io sono cresciuto qui mi sento a casa. E in passato con la dirigenza vecchia che c'era non ho mai avuto possibilità di giocare. Anche io ho sempre voluto rimanere a Padova, ho sempre voluto dimostrare, perché io sono cresciuto qua, ho fatto i giovanili qua e ogni anno volevo sempre rimanere, ogni anno sempre vai a giocare. E poi man mano vedevo che comunque andavo a giocare e facevo bene. E il primo anno sono andato alla Juve Stabia, sono tornato, volevo giocare, non avevo possibilità, sono andato via. Il secondo anno sono tornato, volevo, sai, poi dopo vedevo che comunque il mio sogno, quello di giocare qua, cioè non riuscivo mai a realizzare questo sogno. Poi non lo so, magari sì, può essere che in passato ho detto qualcosa, ma non ho mai detto niente contro i tifosi, contro l'Ultras, perché non sono il tipo. Qualsiasi cosa abbia mai fatto, mai detto, qualche gesto era contro la dirigenza vecchia. Solo scaricato una rabbia che comunque avevo sempre di non poter giocare qua. Quindi io ci tenevo a chiarire questa cosa. Io ho detto al direttore, se pensavo di aver detto qualcosa contro i tifosi, contro l'Ultras, che è una cosa che non si poteva, come si dice, perdonare, io non sarei tornato. Ma visto che so che comunque non ho mai fatto niente contro i tifosi, che comunque sì, negli anni è sempre portato avanti questo equivoco che ho detto qualcosa contro i tifosi, che non è così, non sono il tipo. Quindi io ci tengo veramente a chiarire questa cosa, perché io sono veramente felice di essere a casa. Dopo tanti anni, tanti giri, sono tornato finalmente dove ho sempre voluto. Infatti ho detto al direttore che l'unico rammarico che ho sempre avuto è quella di non aver mai giocato qua. E quando il procuratore mi ha chiamato la prima volta, guarda che c'è il Padova, io ho detto sì, voglio parlare con loro e vedere che se posso andare. Io ho rifiutato tantissime squadre, tante offerte per venire qua, perché sentivo che era quello che volevo realmente, poter giocare a casa mia. Qui ho tutti gli amici qua, vivo qua vicino, quindi mi sento di essere tornato a casa. E chiarito questa cosa, alla fine il campo dimostrerà se, perché i fatti, cioè le parole sono parole, i fatti contano. E il ginocchio finalmente sta bene. Ho fatto già 2 allenamenti con la squadra, sono contento e adesso devo trovare solo un po' di condizione, un po' di ritmo nelle gambe e tornare a giocare calcio come so fare. Senti, cosa è successo l'estate scorsa? Perché sembravi a un passo dal Leeds, poi non si è concretizzato, e poi come mai hai deciso con i Carpi? Allora con Leeds avevamo trovato un accordo a gennaio, perché il presidente non voleva farmi andare via, perché comunque volevamo salvarci.
e quindi si era rimandato tutto in estate, e solo che poi dopo gli ultimi 2 mesi non ho giocato perché avevo sto problema al ginocchio che non riuscivo mai a risolvere. Avevo fatto tante partite con infiltrazioni cercando di giocare, poi sono arrivato a un certo punto non riuscivo più a giocare, quindi un po' la situazione del mio ginocchio, perché lì iniziavano prima, quindi dovevo essere lì a Leeds il 20 giugno, e il 20 giugno era impossibile per me. Poi è arrivato il nuovo allenatore, quello che mi voleva è andato via, quindi lui voleva tutti insieme per vedere tutti i giocatori, io non potevo presentarmi e quindi è saltato un po' tutto per queste due cose. E con Carpi era una decisione presa insieme al procuratore, perché io volevo capire che problemi avesse il mio ginocchio, e dopo 5 anni lì, che poi dopo la squadra si era un po' smantellata l'ultimo anno, tutti sono andati via, sono rimasto io e altri 2, quindi credevo fosse giusto, non lo so, avevo bisogno di altri stimoli nuovi, e comunque non dovevo aspettare per forza il ginocchio, non potevo più stare lì, quindi abbiamo deciso di rescindere il contratto. Io pensavo a curarmi il ginocchio e poi dopo, però a Carpi sono 5 anni, ho fatto 5 anni lì, quindi sono stato bene lì, però penso che si è rotto un po' qualcosa nell'ultimo anno, quindi abbiamo deciso di cambiare aria. Jerry diceva che ti manca un po' il ritmo di trovare il ritmo partite, ma quanto pensi che ci vorrà per raggiungere una condizione, non dico magari subito al top, però insomma buona? Io ho visto in questi 2 giorni, ho avuto modo di vedere come ci alleniamo, e ci alleniamo molto ma molto bene, con intensità alta. Io spero di metterci poco, perché io comunque nei ultimi 3 mesi mi sono sempre allenato, sempre fatto qualche lavoro di fondo, quindi penso di stare bene fisicamente, ho sempre lavorato a livello di forza, quindi spero di metterci veramente poco, perché ho visto come ci alleniamo e penso che allenandomi così ci metto poco a tornare in condizione. Poi dopo è normale, sono 6 mesi che non ho fatto partita in 6 mesi, però sono veramente motivato e penso che in questi casi la motivazione fa tutto. Quindi sono motivato, non vedo l'ora di cominciare e di dare una mano. Bisogna ti ha detto qualcosa in particolare quando sei arrivato, oppure non so, ti ha già detto? No, il mister mi ha detto che è già tanto che mi voleva, cioè lui mi conosce, comunque abbiamo sempre giocato contro, e mi ha detto di stare tranquillo, che lui ci crede che ci salviamo, io ci credo che ci salveremo, adesso dobbiamo solo lavorare. È difficile, la posizione in classifica è difficile, però la B credo di conoscerla bene, e se facciamo tutto bene come dobbiamo fare, preparare bene le partite, perché in allenamento si prepara tutto, penso che possiamo farcela. Senti, al di là che ci sono anche altri tuoi colleghi in attacco, però in particolare l'altro giorno Bisoli diceva che la tua convivenza con Bonazzoli è fattibile, perché è vero che poi avete praticamente caratteristiche simili nell'attacco, uno a destra, l'altro il mancino, però è vero che Bonazzoli magari ti scende dietro a chiudere palla, uno magari può ridetteggiare, l'altro attaccare alla profondità. Sì, ma ieri in allenamento abbiamo giocato insieme e mi sono divertito, perché è forte, è qualità, e dobbiamo solo allenarci insieme, capire un po', e devo capire bene come mi piace giocare, lui deve capire come mi piace giocare. Io ho giocato a 2 punte, quindi non è un problema. Dobbiamo solo metterci a disposizione e fare quello che ci chiede il mister, però sì, io riesco tranquillamente a giocare con altri attaccanti, e lui è un giocatore di qualità, si vede, l'ho visto ieri, abbiamo giocato, abbiamo combinato molto bene e possiamo fare bene insieme. Senti Gianni, tu hai vinto un campionato a Carpi, giusto? Sì. La Birra. Sì. E la domanda che ti faccio è questa: hai parlato prima di mancanza, dovevi cambiare testimoni perché il gruppo si era un po', la vecchia squadra si era sfaldata. Entri in un gruppo che verrà completamente cambiato, almeno per 2/3, per un terzo viene cambiato. Un gruppo che finora non è andato molto d'accordo. Allora, cosa ti senti di suggerire? Visto che parecchi sarete nuovi, però c'è la necessità di fare gruppo, quello che è mancato in tutto il girone d'andata. Sì.
Ecco, per la tua esperienza cosa serve per riuscire, visto che conosci bene la B? Allora, secondo me serve un gruppo compatto, prima di tutto, compatto che ha voglia di lottare su ogni pallone, di non mollare niente per 90 minuti, prima di tutto. E ho visto i 2 giocatori che sono arrivati, sono giocatori di esperienza, quindi non c'è bisogno di motivarli. Se vengono a Padova in questo momento sanno cosa c'è da fare a Padova, quindi non c'è bisogno di motivazione. Uno, se accetti, vuol dire che sei motivato dentro e vuoi dare una mano, se no non viene a Padova in questo momento. E poi dopo dobbiamo essere bravi noi a capire veramente che qui c'è da salvarsi e ci dobbiamo salvare, quindi dobbiamo essere compatti, con la voglia di fare, la voglia di lottare su ogni pallone, la voglia di fare il risultato, la voglia di non perdere mai. E tutte queste cose lo alleni già in allenamento, se non lo fai in allenamento non puoi fare la partita, quindi dobbiamo essere bravi e a caricarci bene nell'allenamento. Se uno sbaglia, se uno non rincorre, se uno non fa, è giusto che qualcun altro lo riprende, perché questo è lo spirito giusto, quindi dobbiamo fare tutte queste cose e con l'intensità con quale ci stiamo allenando. Quindi penso che in questo momento c'è bisogno di poco suggerimento ai nuovi che stanno arrivando, perché se vengono qua, io credo che, come sono molto motivato io, anche loro vengono qua motivati per fare bene e fare questa impresa. Cosa ti aspetti dai vecchi, da quelli che sono rimasti, che rimarranno? La stessa grinta, cioè, in questo momento bisogna rimanere tutti dalla stessa parte, quindi è un campionato lungo, 18 partite, tutti servono, quindi dobbiamo allenarci bene tutti e farci trovare sempre pronti, quindi credo che se quelli vecchi rimangono, quelli della vecchia che c'erano prima, se rimangono vuol dire che la società crede in loro, quindi dobbiamo solo rimanere dalla stessa parte e fare questa impresa, che secondo me non è neanche tanto un'impresa perché la classifica è ancora corta. Bisogna solo fare bene queste 18 partite che non sono più 22 come una volta, sono 18, quindi bisogna partire subito contro chiunque. In B non c'è la Juventus in B che ti ammazza il campionato, devi solo stare lì, fare bene quello che devi fare e cercare di fare gol quando c'è da fare gol. Parlavi prima giustamente che sei cresciuto qua, questa è casa tua, così che ricordi ti vengono in mente di quando eri ragazzino, sei arrivato a 13 anni, tu vivevi in foresteria oppure facevi avanti No, indietro? facevo avanti e indietro. Come ho detto a Massimo che qui non è cambiato niente, non è cambiato niente, è rimasto tutto uguale come ieri. L'altro giorno sono andato alla Guizza dopo tanti anni che non ci tornavo e mi è venuta la pelle d'oca perché veramente sono cresciuto lì, ho fatto tutto lì e comunque vedo che dopo tutti questi anni, bene o male, come l'ho lasciato è rimasto, quindi sono veramente emozionato, sono molto emozionato di essere qua e spero di fare veramente bene, ci metterò tutto per fare bene. Oltretutto hai rivisto Trevisan, Sì, passato, sì, ti ha detto qualcosa in particolare quando ti ha visto oppure? No, ci siamo solo salutati, abbracciati, adesso non abbiamo ancora avuto modo per parlare perché abbiamo fatto sempre doppi, quindi però anche lui è rimasto uguale, io ho detto ieri che è rimasto uguale anche lui, quindi no, sono veramente contento. Io scusa, non ricordo, da che abiti a Scorzè? A Mirano. A Mirano. Sì, sono cresciuto a Scorzè, sì, però adesso vivo a Mirano, che è sempre lì a Padova.